Certo non ci sono skateboard e automobili volanti, come si vedeva nella seconda parte della saga di Ritorno al futuro, ma quello che vagamente può assomigliare al teletrasporto di Star Trek c'è. Si chiama stampante 3D, è nata negli anni 80 e fino a non tantissimo tempo fa era un'esclusiva, ad esempio, degli istituti di ricerca. Non esiste nella concezione fisica, diciamo, più ampia, in cui io non posso prendere una persona e teletrasportarla in un altro luogo, però posso fare la scansione di un oggetto fisico che posso tenere in mano, che posso aver realizzato, magari un reperto importante, un fossile, tanto per fare un esempio, e quel file che contiene tutti i dati importanti della geometria di quell'oggetto può essere trasferito ovviamente via internet in tempo zero, in qualsiasi parte del mondo, e a destinazione verrà stampata una copia con una stampante 3D. Basti poi pensare che fino a più o meno 50 anni fa la mobilità telefonica era pressoché inimmaginabile, come inimmaginabile in tempi più recenti era il computer personal. Un assistente personale che ormai guida i nostri passi, ci permette di comunicare con il mondo, ci permette di accedere a una quantità di informazione quasi infinita a un costo veramente basso. I futurologi assicurano, il futuro è adesso, basta guardare con gli occhi del passato. Pensiamo a chissà nello spazio, pensiamo alle stazioni spaziali, oggi abbiamo la stazione spaziale internazionale che orbita sopra le nostre teste, dove vivono delle persone da molti anni, cambiandosi a turno ovviamente. Questa è una cosa che una volta non esisteva. Cosa hanno in questa stazione spaziale? Pensiamo al problema dell'emergenza di Apollo, quando hanno dovuto col nastro adesivo riparare un pezzo che si era rotto. Oggi hanno una stampante 3D a bordo, quindi se si rompe qualcosa possono produrre quasi qualsiasi oggetto, qualsiasi forma, semplicemente stampandolo sul posto. Costo di un oggetto come questo 50 centesimi di filo di plastica. Una stampante 3D, ci dicono, si trova a 500 euro. Tecnologia a servizio dell'inventiva e del fai da te, come ad esempio Arduino, una scheda elettronica di piccole dimensioni, utile per creare rapidamente prototipi e per scopi hobbistici e didattici, ad un prezzo che è un affare, 20 euro.